E allora signore e signori, ladies and gentlemen, benvenuti a Salotto, facciamo un applauso sporadico, così diciamo di incoraggiamento, un po' stereofonico su tutta la piazza, perché stasera verranno a trovarci artisti diciamo internazionali da tutti i luoghi, verranno a trovarci i Ribes, una giovane band, verranno a trovarci gli si scrive Andy, facciamogli un applauso, sì sì dai scaldatevi, ci sta anche perché noi adesso dobbiamo introdurre un ospite a sorpresa, nel senso che avevamo scritto che ci sarebbe stato lo straniero che poi purtroppo non c'è stato, insomma lo rifaremo, hanno avuto dei problemi, però abbiamo un altro ospite che in effetti diciamo arriva da Bristol, quindi io chiederei anche un grande applauso per Matt Hogg, Ciao, welcome, grazie mille. benvenuto Matt. Benvenuto, welcome. Grazie mille. Allora, Matt, tu arrivi da Bristol, ma stai facendo un viaggio in Italia da un Sì, anno, sì, come si direbbe? per 5 mesi sono andato qui. L'Italia è molto bella. Sono 5 mesi che sei qui in Italia, poi se non ho capito male, diciamo questa tua, che poi non è proprio stata solo una vacanza, perché è andato a raccogliere i limoni ad Amalfi, ho capito Sì, ho bene? lavorato Ah, a Amalfi per 3 mesi. eh, sì, non lo so in italiano, ma sai, you know Italian better than my English, diciamo che si no, capisce bene, sai non l'inglese. sono bravo. Però poi tornerai diciamo a settembre che devi studiare a Bristol, Ah sì, settembre inizio l'università di Bath, sud di Bristol, vicino Bristol. vicino a Bristol. Quando dici Bristol a me viene in mente chiaramente la mia gioventù, perché lì da Bristol arrivavano tutti questi nuovi suoni che erano quelli Sì, del trip hop, diciamo. Tu sì, probabilmente non eri ancora nato quando succedevano tutte queste cose. You was not born at that time because you are very young. sure. Ma insomma, chi lo sa che non ti abbia influenzato. So che in realtà tu you are a musician that plays drum and trumpet. Lui Sì, suona tromba e sì, batteria. sono la batteria. Però ti piace la musica e stasera ci sei venuto a trovare e ci farai ascoltare delle tue canzoni, your songs, diciamo. Sì. Which one is the first one? This one is called, si chiama Upbeat or Feeling Blue. A Bit Or Feeling Blue. of Feeling Blue. Ladies and Eh, gentlemen, Matt Hogg qui al Salotto. Grazie mille. 2 secondi. People go too fast. I find myself thinking in the dark. Syncopated bossa nova carries me through to you. A castle without a moat. Protection comes from shipwreck boats. Gargoyles and angels enforce the isolation. Heartbeat, feeling blue, it's you.
myself, 18 and free. I find myself feeling like it's 3, a soldier on a paper plane in the rain. I go today, shapes bearing away. I go today, shapes bearing away, heartbeat, feeling blue is you. Heartbeat, feeling blue is you. That's really Matt Hogg, questo era Grazie. Beat Feeling of Blue, se non ricordo male, if I don't remember bad, diciamo. Please help me stay closer to the Sure, mic, sure. Matt, I only ask Sure, this. no. Allora, abbiamo ascoltato questo tuo primo brano, io ho detto che insomma sei, come dire, polistrumentista. Quando è che è cominciato? When you start writing songs? Come è cominciata questa cosa di 3 scrivere anni canzoni? fa, forse 3 anni fa. Sì, penso. Eri in viaggio da qualche parte o eri a casa? È stata una cosa during a travel o at home? Mainly travel, yes, in Italy, mainly, I think. Vabbè, meno male che ti piace questo nostro paese e ti ispira. Allora, la prossima canzone come si intitola? The Next Songs, which is the title? This song is called Simple Song B. I think that's what I call it. Simple Song B. Song B. Yeah, Song Sarebbe B. la canzone, la canzone B. Questa è Song B. Please, to the Sure. mic, thank you. Sure. Matt Hogg. Piercing stars, softer than the streets, conducting a kid, singing from the moon. The greenery you've grown. Someday I'll know. Someday I'll know. A crimson waterfront. A sanctuary of love pours from your heart. You put it up on stilts, given the castle wing. The greenery you've grown. Someday I'll know.
Someday I'll know the crimson waterfront someday I'll know. Oh no, 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 Grazie. Matt Hogg, questa era Song B, diciamo, se non ho capito male, se non ricordo male. Adesso diciamo, non so se ti stai facendo ispirare da questo profumo, perché sono arrivati i tortellini dietro di te e quindi diciamo, non so se questo aroma ti consiglierà diversamente circa, diciamo, la tua scaletta, ma qual è, diciamo, l'ultimo brano con il quale vuoi salutare il salotto e lo streaming? Which is the last song which you wanna salute Yeah, us? sure. This song, I don't know if it has a name actually yet. I don't know. Non hai ancora il titolo di questa canzone. Maybe. Oh no, it's called Your Day. Your Day. Your Day. Your Day. Your Day. Speriamo che sia Your Day anche del nostro pubblico. Your Day. Yeah. This is l'ultima che hai scritto praticamente, se non ho capito. The last song you wrote. The you last wrote. song. Yeah. This is. Yeah. I wrote this in Amalfi. I remember that. So I wrote this. I think I was by some lemon gardens, and I wrote this song. So. Benissimo. Yeah. E allora adesso now we listen to your Sure. last composition. Grazie mille. Thanks very much for having me. Grazie mille. Matt Hogg, questa è The Last Song. I'm looking for the day where I catch the eyes of a friendly face. In this scary place, I'm like shoes on the line, looking to be safe. You'll find a way. This is your day. For to confusing ways, fighting it still, looking for lighthouses. The coast, it takes my hand, says you'll be alright. This is your day, your day. You'll find a way, as this is your day. Hey, your day. On and on, looking for the sun.
Grazie mille. Grazie mille. Grazie a Matt Hogg, thank you Grazie very mille. much. Thanks for having me. Noi adesso facciamo una brevissima pausa e poi tra poco avremo la possibilità di ascoltare i Ribes. A fra poco.